Ecco come ha ridotto la furia del vento questa impalcatura che fino a ieri sera avvolgeva completamente la casa in ristrutturazione. Immagini che raccontano da sole cosa sia accaduto ieri sera tra le 22 e le 23 nella zona di Mogliano, colpito in particolare il centro lungo il Terraglio, dove un automobilista che ha accostato in questo punto il veicolo in cerca di un riparo è rimasto letteralmente bloccato da un ramo precipitato da una decina di metri sull'auto. Un automobilista si è assostato insomma, al lato del terraglio e un grosso ramo è caduto sopra la sua autovettura. Per fortuna l'automobilista è illeso e abbiamo provveduto ieri notte insieme alle ditte specializzate attorno alle 2:15, 3 di questa mattina appunto alla rimozione dell'albero. Per fortuna l'auto non ha avuto seri danni se non qualche botte, qualche graffio, perché un moncone di albero ha proprio fatto da ponte sopra l'auto, impossibilitando l'autista all'uscita, però per fortuna l'autovettura non ha avuto grossi danni, insomma. E poco più in là, verso Mestre, sempre la furia del vento ha provocato lo schianto in mezzo alla strada di un platano da poco meno di 1 metro di diametro e solo per caso, in un momento dove sotto non stava transitando nessuno. Siamo arrivati appunto per fare in modo di capire un attimo qual era l'entità della situazione e dopo pochi minuti sono arrivati dei cittadini armati di motosega e hanno cominciato a togliere sostanzialmente il platano dal terraglio per favorire poi la viabilità, che ovviamente era interrotta e stava arrecando dei grossi danni a livello appunto viabilistico. Cittadini al lavoro anche in piazza Donatori del Sangue, dove un pesante ramo si è schiantato al suolo bloccando una delle vie d'accesso e poco dopo sempre il turbine del vento ha fatto letteralmente crollare questo muro perimetrale. Danni più o meno rilevanti un po' ovunque in città, con alberi sanissimi come questi cedri spezzati dalla forza del vento, ma anche, nel caso di questi platani, dal marciume interno al tronco e ai rami, che richiede una profonda riflessione sulla manutenzione del verde pubblico. Abbiamo attivato un servizio fondamentale in città, che è quello appunto del censimento del nostro patrimonio arboreo. Stiamo sostanzialmente etichettando tutti gli alberi presenti e in una scheda apposita ci viene indicato se c'è da intervenire con una manutenzione, con una potatura anche pesante o addirittura con l'abbattimento, tutto questo fatto esclusivamente per salvaguardare la sicurezza pubblica.